loro compagni seccavano in una fossa gigantesca, ranne quanto questa aiuola, che faceva voce terrorizzato: presto, guardate, ma guardate a vedere che c'è una fossa, no, guarda la forma di sta fossa. Questa fossa aveva la forma di un piede, un piede. E di questo vedi, allora i compagni, Ulisse, c'era mandando a casa presto, c'era mandando su manava, chi sta sicuramente sono le orme di Zeus, ma state comode, cretini, le orme di Zeus, ora Zeus viene a sto caldo e a sto fede di sofforo. No, queste non sono le orme di Zeus, nel frattempo sentono, presto, correte, allora corrono, pannano nell'ocio compagno, naucia fossa, stessa, però, la prima pigliava per qua e la seconda pigliava per qua. E chi sta naucio bene? Ulisse, volete fare a casa, che caro ci pezzavi vita, volete fare a casa, mote cretini, ma capire di cosa sono sti pezzi. E cominciano a seguire queste orme che si susseguivano una rete all'altra. Cioè ora stai facendo così, ma immaginate la grandezza, c'erano almeno 7-8 mila metri di camminate, e queste meschine andavano, questo costoso che ci ha buttato sopra le spalle, Ulisse si chiede tantissimi minuti. O vino non si tocca, cammina, e camminavano, a un certo punto arrivano davanti a una grotta enorme. Avete presente l'imbocco dell'orecchio di Dionigi? Un doppio. Minchia, Ulisse vanno a visti. Già leggiù, mi raccomando, che non sappiamo quando andiamo a finire. E cominciano a entrare in questa grotta, no? Tomo, cacchio, come diceva l'amico nostro, entrano, arrivano e vedono delle cose pazzesche. C'era un recinto di pecore che ci potevano entrare 10.000, 20.000 pecore da dentro. Ma capo, potremmo saziare tutta Itaca. Poi c'erano certe forme di formaggio e di ricotta che erano colline enormi. Poi c'erano certe suppere, chine di latte, che erano grandi come delle piscine. Di fatto cominciarono, mi si mettono dai a nadare, il latte che era bianco diventava, come dire, alano, no? Perché voi immaginate quanto erano puliti gli uomini di Ulisse, avevano fango e sudore in corpo che si potevano vendere. E poi cominciano, presto, mangiamo, si mettono sopra sti forme e cominciano a rosicchiare con le mani, a mangiare formaggio, a mangiare ricotte, a bere latte, avanti, carosi, in chemo, portiamo per casa, forza, in chemo, portiamo per casa, quanto a un certo punto sentono. E la terra che tremava, e la terra c'era un terremoto, Ulisse, ecco questo è Zeus che si incazzava e ne manno terremoto. Ma quale terremoto? E sentono versi di animali. Era la mandria di Polifemo che ritornava. Già sono i pecori e dal re a un certo punto si oscura l'ingresso dell'antro, perché arriva lui, Polifemo. Io non ho visto incontrare di notte, vi dico la verità, brutto, orribile, un occhio mi sono mezzo da fronte, un occhio solo, guardate i denti, a mezzo a sti denti si poteva entrare, cavo un giro, non è che sia un treno, perché immaginate la dimensione. Poi Natalia ci dice un bicchiere rosso, arancio, ma capia sto bicchiere, non capia un bicchiere di Polifemo era ranni che come un container di quelli del petrolio che ci sono nella raffineria a Melazzo, quindi era immenso, grandioso, un caso sto Polifemo, piglia questo masso che ci volevano minimo 20.000 uomini per spostarlo, e tappa l'ingresso della grotta. I greci si vanno a mucciare tutti in tegnoni, terrorizzati. Polifemo sistema i pecore, belli puliti, chiude il rifugio. A un certo punto se ne accorge che il latte era diventato avano. Ma è possibile? Io volevo essere bianco e diventavo avano. Poi se ne accorgivo che tutto i formaggi a ricotta erano tutti rumicati. E quanto saranno sti soli, ci pensavo Polifemo, che se mangiarono formaggi a ricotta?
E allora, giustamente, anche se era una bestia, perché era una bestia, Polifemo comincia a ragionare. Circa inch, Gesù i lascia. E comincia ad invitare i ladri a uscire. Avanti! Escete fuori! Perché quando parlava io si sentiva l'eco, no? Escete fuori! Lasci, escete fuori che non vi faccio niente, non vi scantate! Lasci, escete fuori, escete! A un certo punto i greci, leggiu con Ulisse il primo, cominciano a nascere. Vedi che deciste che non ne fai niente, Se te ne pensi cosa fetosa, ne uscite, non vi preoccupate, ne uscite. Perché come Polifemo visto sti cristianetti tanti? E voi così, noi siamo greci e ci appelliamo alle leggi dell'ospitalità stabilite da Zeus. Io me ne fotto di Zeus e di legge dell'ospitalità, io sogno Polifemo e faccio che voglio perché a me gli dei mi fanno un baffo, se cala, chiappa uno dei compagni d'Ulisse, o rompe in due e comincia a mangiare. E gli altri cominciano a sentire quel liquido giallastro caldo che scende lungo le loro cosce, si fisciare in cordo foscante. Cioè dice, questo ne ammazza a tutti, ci fa fuori tutti. Buono era, ti ci c'entra duro, però buono. Così voi così da dove venite? Noi siamo greci e noi ci eravamo... vabbè, l'ospitalità lasciamola andare, ma noi ci eravamo appellati alle leggi dell'ospitalità. Ora noi ti preghiamo, noi non siamo ladri, c'è dove vuoi, abbiamo tanti giorni che navigamo e come ho visto molto formaggio, giù latte, con la fame azzaccaviamo, ne ittiamo e ne mangiamo, ma ora che ne vuoi fare? Ne vuoi mangiare a tutti? No, uno per volta, se cala e piglia nausea, o rompi in due. A questo punto il livido giallastro diventava una buzzetta calda che rete marrone consistente, cioè si cagava in cordo. Era normale, perché se ci fossi stato io sarei morto di infarto. Allora Polifemo, dopo che si mangiava su Cristo, era leggermente più moggio, piglia la soppera di latte e comincia a bere. Tutto sto latte che ci scolava del cazzo, finiva super di 4 fila. Se sto io mosso, a un certo punto con il latte ci viene una schizza d'acidità, ietta una rottata. Ecco, che cos'è il genio? Dicevano gli amici nostri, no? Chi è che si ricorda, amici miei, i film di amici miei, che cos'è il genio? Colpo d'occhio, intuizione, fantasia, velocità d'esecuzione. A Ulisse ci viene subito l'idea. Scusa, Polifemo! Non ci fa raro, Ulisse, non ci state venuto, bestia! Scusa, Polifemo! Che c'è? Ma tu, quando ti mangia carne umana, che ti bevi da sopra? E che mai a bere? O latte, no? Apposta di facile comincia a rottare. E se ne bevo ancora ti viene pure un colpo di cacaretta. Spera a Dio, spera a Dio. Ti do io una cosa buona che tu ti puoi bere sopra carne e che ti fa digerire meglio. E che me l'ogni tu? Formicola. Aspetta, piglia l'uso con vino e ci appoggi. Polifemo piglia st'uso che per lui era tanta, no? Insignificante. Buono era. Che è sta cosa? Questo si chiama vino. Vino. È buono sto vino, dammi ancora. Andiamo più. Se vuoi però lo possiamo preparare. E come si prepara sto vino? Il vino si prepara pestando di quei chicchi, no, chicchi ora magari la mia insegnante di lettere mi mette 0, no? Perché si chiamano acini, Va bene, di pagetti neri che ci sono pede, con da foglia a tre spicchi, ecco, quella è l'uva. Pestando quella, ne esce vino. Lo sai che sei longa, greco. E se tu mi fai nascere, io vai, te ne ricordo una picca e te faccio un vino. Bravo, tu ne esci non ci giri più, ora ne esco io. Chiappa una soppera di chi non aveva latte, svaganto latte, e apre, piglia un masso, boom, ne esce fuori, boom, rimetto masso e va a raccogliere l'uva. E torna con sta soppera immensa carica di uva.